Dare uno schiaffo alla crisi facendo sinergia, mettendo insieme le forze per ripartire. Una ricetta che il mondo dei fioristi e della moda hanno fatto proprio in provincia di Venezia, con iniziative volte proprio a rilanciare due settori che stanno risentendo pesantemente dell'attuale congiuntura economica. Basti dire che il settore dei fioristi ha visto nell'ultimo anno un calo di fatturato medio del 15%. Il fiore è di per sé un bene superfluo, però è anche vero che è quello accessibile a tutti, cioè è un bene talmente semplice nella gestione che può essere alla portata di tutti, quindi è stato penalizzato, ma è anche vero che tanta gente si sta avvicinando perché è un regalo che può essere fatto un po' alla tasca di tutti, quindi si stanno cambiando il bacino utenti. Altrettanto seria la situazione per quanto riguarda il comparto moda, con un calo in termini di merce venduta nel 2012 del 4,5% e nemmeno i saldi sono riusciti a dare una boccata d'ossigeno al settore. Nel periodo dei saldi si sono registrate perdite di vendite che vanno dal 5 al 30%, purtroppo sono percentuali che non sono mai salite, diciamo così, in alto. Il 13% è il 13,8 esattamente per la provincia di Venezia, quanto si è perso, diciamo, l'anno scorso. La sinergia tra i due comparti ha dato vita all'iniziativa Live Instant Show. I fioristi di Federfiori Confcommercio, organizzatore dell'evento, hanno addobbato un negozio del centro di Mestre davanti ai passanti, utilizzando materiali nuovi e rilanciando così la figura del fiorista sotto un profilo professionale più ampio. Di dare opportunità a chi sta vivendo un momento molto difficile e quindi la creatività dei fioristi abbinata alla voglia di sorprendere, di emozionare dei negozi di abbigliamento. Lo scambio di idee, lo scambio di conoscenze è quello che fa crescere le categorie, perché si apportano forza l'una con l'altra, quindi la sinergia è una cosa che oggi come oggi è fondamentale. I fiori sono stati anche i protagonisti del laboratorio floreale organizzato nel salotto di Mestre in piazza Ferretto, dove i fioristi di Confcommercio hanno distribuito colorati e profumati omaggi ai visitatori all'insegna della beneficenza. Il ricavato dell'offerta libera che verrà fatto ricevendo i mazzi e i fiori fatti sarà devoluto all'associazione Don Vecchi di Don Armando Trevisiol.